Il Napoli fa una nuova mossa sul mercato. Il club azzurro è tornato in corsa per il sostituto di Kvaratskhelia e nei prossimi giorni potrebbe presentare un'offerta sorprendente. Prima di entrare nei dettagli, lasciate i vostri like e iscrivetevi al canale per non perdere nessun aggiornamento. La ricerca del sostituto ideale di Kvaratskhelia da parte del Napoli prosegue senza sosta e, mentre si complicano le trattative per Garnacho e Adeyemi, spunta un nuovo nome, Wenderson Galeno, del Porto. La notizia arriva direttamente dal Portogallo e, secondo il quotidiano Record, gli azzurri starebbero già preparando un'offerta per l'attaccante brasiliano. Il giocatore, classe 1997, era già stato osservato dal Napoli all'inizio della finestra di mercato, ma l'interesse si è raffreddato quando il club si è concentrato su Alejandro Garnacho. Tuttavia, le richieste del Manchester United hanno reso difficile un accordo e Adeyemi ha espresso il desiderio di rimanere in Germania, spingendo Giovanni Manna a considerare nuovamente Galeno come un'opzione valida. Per il momento non c'è nessuna offerta ufficiale, ma fonti vicine al Porto garantiscono che la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Il Napoli vede in Galeno un'alternativa interessante, in grado di giocare sia a sinistra come diretto sostituto di Kvara, sia a destra, in concorrenza con Matteo Politano e David Neres. Ora si tratta di capire se Antonio Conte è d'accordo con questa mossa. Il tecnico del Napoli aveva detto chiaramente di volere un giocatore già pronto e di livello assoluto, come Garnacho, ma potrebbe accettare Galeno come alternativa più conveniente. Il Napoli riuscirà a concludere l'operazione prima della fine della finestra di mercato? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.